Buongiorno carissimi amici, ci troviamo come sempre per la nostra buona notizia. Rita porta buone notizie. Oggi la notizia che Rita porta ci porta tutti in Abruzzo. Abruzzo che è Abruzzo e Molise, una bellissima regione dell'Italia del Sud che io ho potuto apprezzare perché per 2 o 3, forse anche 4 anni ho fatto delle bellissime vacanze all'insegna della natura e quasi del rispetto proprio dell'ambiente, e questa notizia ci parla proprio di questo. Allora, a Villalago, siamo a Villalago. Villalago è un paesino di 600 anime all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo. 600 abitanti che però si trasformano in 18.000 quando arrivano le vacanze estive. Che cosa succede a Villalago? A Villalago succede che da qualche tempo è stata avvistata una famigliola di orsi, mamma orsa e i 4 suoi cuccioli, tipici esempi dell'orso marsicano, cioè dell'orso abruzzese, a differenza dell'orso del Trentino che arriva da noi attraversando tutti i paesi dell'est. Questa notizia subito ha suscitato un interesse positivo nell'ambiente, soprattutto nell'ambiente dei fotografi ambientalisti, i quali si appostano per ore e ore di notte per poter avvistare Anna Maria, così è stata chiamata l'orsa, e i suoi 4 piccoli. Perché Anna Maria? Perché Anna Maria è il nome della signora volonterosa e disponibilissima e generosa che di notte, durante gli appostamenti di fotografi che venivano un po' da ogni parte d'Italia, forse non solo, per poter fotografare questi esemplari, Anna Maria portava loro dei viveri, insomma, non solo da mangiare, da bere, generi di conforto. E allora l'orsa è stata battezzata Anna Maria. Il sindaco di Villalago ha fatto un'ordinanza, ha preparato un'ordinanza nella quale è assolutamente vietato avvicinarsi alla famigliola per più di 300-400 metri, perché assolutamente non si vuole che vengano disturbati soprattutto da curiosi che magari non rispettano né l'ambiente né gli animali. Pensate che il sindaco è un cacciatore, però, dice lui, io sono un cacciatore ecologista, ambientalista, nel senso che avrò sparato 2 volte in tutta la mia vita, ma la caccia mi consente di fare lunghe passeggiate all'interno di boschi e radure per poter ammirare il paesaggio, e raramente mi è capitato, appunto, come dice lui, di uccidere e di sparare a degli animali. Bene, Anna Maria e gli orsetti escono di notte per approvvigionarsi di cibo, perché la mamma ancora li allatta ed ha bisogno. L'altra cosa è questa, secondo me molto singolare ed anche bella come iniziativa. Quello di cui parliamo è l'orso marsicano, che è l'orso tipico dell'Abruzzo, del Parco Nazionale d'Abruzzo. L'orso del Trentino, come vi dicevo prima, è un altro esemplare di orso che arriva dai paesi dell'est ed è un orso, diciamo, un po' più aggressivo, tant'è che qualche tempo fa ha tentato di aggredire un papà e un bambino, suo figlio, che passeggiavano tranquilli sul sentiero di montagna. Siccome è successo questo piccolo incidente che non ha avuto conseguenze per fortuna gravi o disastrose, il sindaco del paese in cui è avvenuta questo avvicinamento tra l'orso e questa papà e bambino, il sindaco, dicevo, avrebbe deciso di abbattere l'orso, cioè di farlo morire. Pensate che il sindaco di Villalago e tutti gli abitanti e i fotografi ambientalisti si sono assolutamente opposti a questa soluzione finale.
proponendo al sindaco del paesino del Trentino che loro avrebbero accolto, proponendo di accogliere nel parco, magari con una recinzione appropriata, l'orso trentino, pur di salvarlo. Questa cosa ci fa un pochettino riflettere, no? Intanto la notizia è bella perché raramente allo stato selvaggio questi animali, questi orsi si riproducono perché magari non ci sono le condizioni necessarie, non c'è una necessaria pulizia, tra virgolette, ecologica dell'ambiente, non c'è un necessario rispetto da parte delle persone, degli uomini che disturbano a volte gli animali. Questa buona notizia è proprio dovuta al fatto che questa mamma ha potuto partorire questi 4 orsacchiotti. C'è anche la foto sul giornale, che sono deliziosi. E l'altra cosa che ci fa riflettere è la sensibilità che ultimamente si sta manifestando, sta venendo allo scoperto da parte di molti di noi circa la preoccupazione che si possa vivere in un ambiente più pulito, più sano, più ecologico. Il nostro pianeta è un pianeta meraviglioso, è un pianeta su cui noi siamo ospiti, non siamo padroni. E questa consapevolezza deve entrare dentro di noi, facendo sì che ciascuno di noi possa rispettare tutto ciò che il pianeta Terra ci dà e ci dà delle cose meravigliose. Pensate ai paesaggi che più vi hanno colpito, non solo italiani, ma anche chi ha avuto la fortuna di vedere paesaggi all'estero, anche solo per fotografia o per filmato. Pensate alle acque meravigliose che esistono in alcuni paesi del Centro America, pensate agli Stati Uniti anche che hanno molta ricchezza di cascate, insomma, è veramente ricco, è un modo di vivere, una possibilità di vivere da parte dell'uomo in un ambiente bellissimo. Pensate ai mari i cui abitanti, pesci e grossi cetacei sono a rischio perché? Perché l'uomo con la sua mancanza di rispetto li danneggia. Proprio ieri sera in televisione mostravano questo branco di capodogli nel mare Mediterraneo di fronte alle isole Olie, cioè di fronte alla Sicilia. Uno di questi è stato liberato perché si era impigliato in una rete da pesca, grossa rete da pesca, grossissima, illegale. Quindi le persone trasgrediscono la legge, non rispettano le norme pur di, pur di pescare, pur di vendere, pur di catturare, però in questo modo veramente danneggiano la specie e non si rendono conto che danneggiano in ultima analisi la specie umana, perché noi viviamo in questo pianeta, ripeto, dovremmo vivere tutti in armonia, rispettando tutto il ciclo della vita, no? Tutto il ciclo della vita. La natura è meravigliosa, la natura ha impostato delle regole nel corso di milioni e milioni di anni che sono regole bellissime, cioè meravigliose, sembrano fatte a tavolino queste regole. Noi dobbiamo rispettarle perché se no non andiamo da nessuna parte e i danni già ci sono e sono danni ingenti all'ambiente. Ecco perché Papa Francesco spessissimo ci richiama a questo problema del futuro del nostro ambiente, del futuro del pianeta. E ha scritto anche la enciclica, la Laudato Si, nella quale richiama tutti noi, non solo cristiani, ma tutti noi esseri umani, a proteggere l'ambiente in cui viviamo, perché ne va della nostra vita. Questa è la notizia buona che ci può far riflettere su questo aspetto per qualche giorno. Io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.